Le case di riposo stanno cambiando pelle, un percorso di trasformazione da strutture residenziali di marcata valenza sanitaria e riabilitativa a veri e propri centri di servizi per anziani, destinati a integrare la tradizionale vocazione residenziale con nuovi spazi di carattere più socio-assistenziale, rivolti al territorio in forte connessione con ULSS, comuni e imprese del terziario. Cambierà proprio un contesto culturale delle case di riposo. Siamo arrivati ormai a una trasformazione che deve essere fatta da tutti i centri di servizio. Io li chiamo già centri di servizio perché l'adeguamento ad attivare nuovi servizi all'interno delle case di riposo credo sia indispensabile, anche perché l'evoluzione che si sta facendo anche in Regione Veneto è dare spinta a queste strutture ad attivarsi su nuovi servizi. L'input alle case di riposo, insomma, è quello di aggregarsi, fare accordi di programma, fare servizi, economia di scala e soprattutto economia. L'obiettivo principale è quello di migliorare il servizio e di rendere il servizio più vicino al cittadino. Diciamo che è un sovvertimento dell'ordine che c'è adesso. Noi cerchiamo di creare un percorso cui prendiamo in carico l'anziano e lo seguiamo nelle varie fasi della vita, cercando di dare un sollievo alle famiglie, che è la cosa più importante, e cercando di lasciare integralmente il più possibile l'anziano nella sua residenzialità in modo tale che il distacco dalla famiglia sia molto meno doloroso. Insomma, una svolta a 360 gradi che la Regione vuole imporre e spingere soprattutto sull'assistenza domiciliare. L'anziano deve arrivare in casa di riposo quando proprio la sua situazione diventa critica, difficile e urgente. Nel frattempo ci si deve adoperare per ricreare una rete sociale, un tessuto familiare attorno all'anziano che gli permetta di vivere il più a lungo possibile tra gli affetti più cari. Nelle case di riposo la lista d'attesa è diventata troppo lunga e troppo spesso è diventata un parcheggio per le famiglie che non avevano voglia di assumersi responsabilità.